Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto a commentarvi la giornata numero 24 del Girone A di Serie C2 che vede scendere in campo i padroni di casa, Palermo Futsal Club, e gli ospiti Oratorio San Vincenzo. Due formazioni che quest'oggi si contenderanno 3 punti in palio, ma lo sapete ormai, quando siamo arrivati praticamente alle termine di questo campionato, 3 giornate alla fine, questa compresa, chiaramente non si parla mai di 3 punti, ormai quasi è come se fossero 6 punti oggi in campo. Vedremo se effettivamente queste squadre questo pomeriggio si daranno battaglia come noi ipotizziamo. Intanto vediamo i due capitani, molto giovane, uno il numero 10 Stefano Russo, dall'altro invece un attaccante navigato, esperto, il capitano Vito Lafiora, che anche nella scorsa giornata contro il Città di Bisacquino ha segnato, continuando quello che è il suo grande momento di forma, bloccato però, ricordiamo, da 5 giornate di squalifica, che infatti non gli hanno permesso di scendere in campo in campionato, perché in realtà in Coppa ha giocato contro il Pioppo. Nel frattempo entrano le due squadre, arrivano anche i primi fumogeni rosa da parte del pubblico di casa. Ma intanto vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard, poi vi ricordiamo che il cronometro inizierà a scorrere nell'istante in cui ci sarà il primo tocco sul pallone. Continua a riscaldarsi Fiorentino, oggi torna a giocare in casa perché nello scorso match lui è tornato, e come è tornato, contro il Città di Marsala, tripletta da urlo, insomma si è preso un po' la copertina, ma non soltanto lui, anche Giovanni San Martino, lui che è sceso in campo dal primo minuto un po' a sorpresa perché doveva parare Raccampo, poi però un brutto infortunio purtroppo non gli ha permesso di scendere in campo, di conseguenza il giovanissimo classe 2005 si è preso questa responsabilità e dobbiamo dirlo, se l'è presa tutta e anche bene. Oggi però in panchina c'è anche Calì, è vero, i più attenti diranno era presente anche allo scorso turno, però Calì non era nelle condizioni di giocare. Vediamo invece questo pomeriggio come sta. Nel frattempo il classico batticinque prima di cominciare, con anche il tecnico del Oratorio San Vincenzo che va a salutare tutti i componenti in maglia nera oggi del Palermo. Nel frattempo siamo ormai arrivati praticamente al match, siamo agli sgoccioli. Vediamo quale sarà il quintetto di mister Reggenti. Noi ipotizziamo Calì tra i pali, Di Chiara, Chinnici, Nicchia e manca un giocatore, in questo caso Franco. Ipotizziamo questo quintetto, vediamo effettivamente se l'abbiamo indovinato o meno. Intanto il primo sì, perché Calì tra i pali che sta sistemando la porta, dunque para lui, non San Martino. Poi vediamo, diventiamo una macchina da guerra, ognuno di noi deve mettere un mattone. allora Chinnici è già in campo, quindi potrebbe scendere dal primo. Poi vediamo Di Chiara, Nicchia e adesso ne manca uno, forse Franco o Fiorentino. Gioca Fiorentino, quindi abbiamo indovinati 4 su 5. Adesso vediamo Fiorentino dove si schiera, perché potrebbe partire lui centrale e Chinnici come laterale, però forse il 10 vuole la sua posizione. Vediamo, no, va al centro, maglia numero 10, la rappresenta veramente molto bene. Nel frattempo 17:01, questo l'orario in questo momento. Tra i pali invece per il Oratorio San Vincenzo non va Prese Giacomo, bensì Marco Faraci. Poi vediamo Liga in campo, sì, vediamo Liga in campo. Poi con 17 Cernigliaro con la numero 29 e Vincenzo Russo, in porta detto Faraci. Questa insomma la scelta. Adesso inizia il match, dunque primo tocco dell'Oratorio San Vincenzo che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, con Russo che si appoggia immediatamente da Cernigliaro. Liga col tacco, subito molto elegante, cerca di scappare, il taglio, Fiorentino intercetta, Chinnici finta anche su Liga che stava rientrando. Chinnici, Nicchia, Di Chiara, Chinnici qui sbrigola il pallone. Cerca di rientrare,
Iaro, palla un po' troppo corta verso Liga. Fiorentino è stato il man of the match della gara di andata con un'altra tripletta. E che partita, soprattutto il terzo gol è stato impressionante. Fiorentino, Chinnici, facendo Chinnici a Fiorentino di salire un po'. Fiorentino, arrivano anche i cori da parte del tifoso rosanero, qui sbaglia e poi Fiorentino non commette fallo. Fa continuare signor Godino la sezione di Palermo. Chinnici può avanzare, carica la conclusione, viene ribattuta da Russo. C'è panchina per il capitano, per il primo capitano, sia la Fiora che Stefano Russo. Di Chiara scappa sulla velocità con Liga, è molto veloce, anche Di Chiara la meglio, commette fallo. Nicchia stava per concludere in porta. Liga è centrale, Cernigliaro molto tecnico, giocatore che ha una grande rapidità sullo stretto, sulla porta di testa, poi Fiorentino viene agganciato. Di Chiara, Nicchia prova a puntare l'uomo, va sul fondo e sul sinistro, prova il cross. Russo allontana. Sarà quindi calcio d'angolo. Batte Di Chiara per Nicchia, battuta non è tra le più felici. Poi palla in rimessa. Russo. Cernigliaro. Pressione di Fiorentino, lo guarda in mezzo agli occhi. Poi Liga, bella palla, può partire il 29, ancora il 13, Liga. E viene chiuso da Fiorentino che esulta come un gol. Questa era una gran bella occasione. Liga si era costruita benissimo, poi conclusa da fuori, ribattuta. Chinnici si concede anche un piccolo dribbling rischioso, poi in mano, contrasto in piedi, batte subito Di Chiara. Poi insomma in questi primi 3 minuti non ci stiamo annoiando, questa era una cosa che potevamo effettivamente ipotizzare anche all'inizio. Fiorentino, intanto si sente il tifo da parte del solito team manager di Torre Commerciale Filippo Alario, anche ormai capoltrà. 1-2, Nicchia con Chinnici, poi Di Chiara. Fiorentino vuole il dribbling in mezzo a due, non passa, fa la rimessa, raddoppiato. Liga, palla un po' troppo indietro forse verso Cernigliaro, messo un po' in difficoltà. Poi Russo si ritorna nuovamente sul lato di destra con Fiorentino che prova ad uscire, poi rischia un po'. Palla veloce da parte dei ragazzini terribili dell'Ortero San Vincenzo. Effettivamente è una squadra veramente tra le migliori di questo campionato, infatti è al terzo posto, miglior attacco con 146 gol. Non è un caso, sbaglia Fiorentino, fallo, ma anche segnato però. Gioco fermo. Dunque Fiorentino. Calcio di punizione proprio velocemente da Fiorentino verso Chinnici. Pressione di Liga. L'occasione di migliore è stato proprio per il San Vincenzo. Poi Nicchia alla meglio. Nicchia! Faraci mette i guantoni. E dunque calcio d'angolo. Bella occasione qui anche per i rosanero con Alessandro Nicchia che è scappato sulla sinistra. Ha tentato un tiro un po' complicato. Sbaglia l'aggancio, anzi no, c'è stata una deviazione, quindi momento Di Chiara. Faraci blocca senza alcun problema su questo traversone repentino di Fiorentino. Liga, c'è Di Chiara che cerca di aiutare
Nicchia sulla pressione, Liga ancora, Cernigliaro. Liga, esce Nicchia, poi Russo di ritorno, Fiorentino mette una pezza, se la porta con il tacco, Di Chiara, palla su Nicchia, c'è largo Chinnici, vediamo se lo fa adesso, Chinnici. Dai, pronti? Fiorentino. Palla a tagliare con Nicchia che stava per arrivare, però non è un grande pallone, o meglio, il pallone era buono, però Nicchia non l'ha capito e di conseguenza non ne si è buttato all'interno della rigore. Intanto si riscaldano la Fiora e Sujan. Poi palla dentro, Calì. Chinnici esce, mette palla dentro e qui stava per combinare una frittata Faraci che però si è salvato. Liga, c'è l'inserimento di Russo dall'altra parte, Liga va sul mancino, può calciare Calè e spinge poi Cernigliaro ancora col sinistro, Calè ancora e Nicchia può ripartire, c'è anche Chinnici, lascia infatti il pallone al 10, può avanzare Lorenzo Chinnici, scivolata di Cernigliaro, perfetto, Di Chiara, Fiorentino, Russo lo guarda, poi Cernigliaro fa fermare Fiorentino, insomma è una gara bellissima, 0-0 7 minuti ma già tante occasioni, però più di stampo biancazzurro. Aprile, Cernigliaro, si inserisce Aprile, Liga però per riuscire da Russo, aggancia non perfetto e Fiorentino spazza il pallone, per poco non prende Mirko Valenti, il nostro meraviglioso fotografo che si è schivato quasi un po' come Matrix, potremmo dire, per citare un grande film. Intanto Di Chiara, Chinnici, palla che è finita praticamente dietro il Tocia dove c'è un po' di frutta, delle arance, un mandarino tattico direbbero Certuni. Intanto Fiorentino va giù ed è anche giallo per Russo, mentre crescono nel frattempo le urla, i decibel si alzano con il solito Alario Filippo a incitare tutti, anche gli altri tifosi. Giovanni Grigoli ad esempio, uno dei tifosi di questa formazione. Nel frattempo calcio di punizione perché Fiorentino ha guadagnato un ottimo pallone andando poi giù dopo essere stato falciato. Dovrebbe essere il secondo fallo se non abbiamo contato male, adesso gli daremo anche contezza. No, dovrebbe essere il primo. Calcio di punizione, va Fiorentino, schema, Chinnici libera la Fiora e la palla esce veramente di un soffio. Nel frattempo il capitano è subentrato ad Alessandro Nicchia. Adesso meno velocità, più muscoli. Fiorentino chiama in causa anche Calì che torna a titolare dopo diverse partite fuori. Di Chiara, forse una trattenuta di Liga, non c'è nulla. Cernigliaro, Di Chiara lotta, non vuole mollare un secondo, va giù Aprile. Da corta, Fiorentino finta, va sul mancino, può parecchiare per Chinnici col sinistro, Faraci è bravissimo in diagonale a negare il primo gol di questa partita al minuto 9, grande occasione per Chinnici, bella parata di Faraci. La Fiora guarda la porta e poi allontana Russo come può, palla che si alza, Di Chiara quasi un flipper, palla che rimane lì, la Fiora la mette giù col fisico, Liga può ripartire, è straripante, Liga ancora, Liga troppo largo e infatti si butta anche la palla fuori, non se l'è più trovata. Poi Calì si lamenta perché dice che Liga ha gettato la palla lontana. Signor Udine infatti dice questo, è andato dentro su John, fuori Di Chiara, rimane in panchina però Franco, vediamo quando entrerà lui che è uno dei sicuramente dei migliori di questa stagione, che sbaglia il passaggio, poi Rosso, anzi Aprile. La Fiora mette giù la palla, ecco qui che lotta Russo, infatti non lo fa girare, bella qui la sua chiusura. Fiorentino
Sono rimasti lui e Chinnici in campo come giocatori di movimento. La Fiura. Tacco su Gione. Fiorentino sbaglia il dribbling. Liga ancora, gliela ruba Liga. Calè mette una pezza come può. Poi Chinnici con l'addome se la porta vicino alla porta. E poi anche tanti dribbling come sempre. Il DS, il mago Lorenzo Chinnici. Fiorentino. Chinnici. Fiorentino. E ancora una volta pallone allontanato da parte di Cernigliaro questa volta. Fiorentino, anzi Chinnici su Gian. Ancora Fiorentino, si tiene tanto il pallone tra i piedi, ma se lo può permettere. Giocatore come lui. Poi Aprile direttamente da Calè. Poi Fiorentino viene chiamato al cambio. Probabilmente tenterà Franco, vediamo. Eh sì, tenta proprio Franco. Sbaglia la Fiora, l'anticipo su Gione. Liga! Palla fuori Salentivo, Rato. Che rischia anche un po' il giallo, forse il giallo non aveva fatto nulla. Tanto dentro fuori Fiorentino, dentro Franco. Non si minaccia nessuno! Le minacce lasciamo a casa! La Fiora mette giù un pallone complicato, c'è su Gian, la Fiora si gira molto bene, la Fiora ancora calcio, Faraci, ma c'era Franco tutto solo al secondo palo, qui la Fiora la doveva passare, però non si cumula il fallo nel frattempo. E palla ancora una volta allontanata, insomma, un qualcosa che stanno facendo già da tanto. Nel frattempo Giuseppe Di Mariano, posto di Cernigliaro, se non ho visto male. Ah sì, no, a posto di Russo. Poi intanto che mi ci impatta Faraci. Tacco di Di Mariano, ci ha provato Chinnici, un 3 contro 2. Franco! Sbaglia poi la Fiora! E adesso tante, troppe occasioni, che forse Franco doveva passarla prima, perché in un 3 contro 2 il gol deve esserci. Cernigliaro vuole girarsi, salta la Fiora, poi su Gianne, è un 2 contro 1 e solo prova a rientrare su Gianne, su Di Mariano, poi fallo cumulato, giusto. È nero, batti! E rimessa nera. Dunque in favore dei padroni di casa, 0-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Una gran bella partita e vi dobbiamo dire, non fatevi ingannare dal risultato. 0-0 può sembrare poche occasioni, non è così. Sono stati molto bravi portieri, da un lato Faraci e dall'altro Calì. La Fiora si gira e si appoggia da Lorenzo Chinnici, palla in cassaforte. Chinnici che nella gara di andata invece non aveva giocato, o meglio, è sceso in campo ma soltanto per qualche minuto, che non al meglio. Però l'imbucata era una palla corretta verso Franco, che forse non ci ha creduto più tanto. Cernigliaro, pressione alta su Gianne, fallo. È il secondo fallo di Sugione. E poi prima anche il giallo per Sugione, credo. Sì, giallo per Sugione. Per esempio sta per entrare Antonio Pisani, ma c'è che Farina che potrebbe fare il suo ingresso. Tutta corta di Cernigliaro verso Aprile, esterno Di Mariano, falleva sul fisico e poi Chinnici mette il piede nel punto giusto. Liga, esce Franco in pressione.
Cernigliaro. Bella giocata di Aprile qui che nasconde il pallone. Franco la tocca con la punta. La Fiura. Chinnici. Franco. La Fiura. Avanza ancora il capitano, maglia numero 9. Su John, scivolata. Ed è fallo. Parte di Di Mariano che poi protesta anche in maniera molto plateale. Mister Gentile chiama il time out. Nel tempo sta per entrare Stefano Russo. Gentile chiama il time out, infatti anche gran voce. Minuto 16 di gioco, 0-0, piccolo momento di pausa, ma è una gara bellissima al momento. 0-0, due squadre che si stanno equivalendo in campo. Non potrebbe essere altrimenti, la classifica dice effettivamente primo posto rosanero, terzo posto biancazzurro. Chiaramente al momento non dice proprio questo perché è il Pioppo davanti che ha vinto nel match contro il Favignana 3-6, risultato finale, e dunque di conseguenza sono i giallo-verdi al primo posto. Intanto Russo sta per entrare, una particolarità di Russo, due scarpe di colori differenti, una fucsia, l'altra azzurra. Particolarità interessante quella del numero 10, capitano della formazione, la giovanissima formazione di Mister Cicero. Dentro Pisani, fuori su John, dunque la Fiura, Pisani, Franco e Chinnici, dunque un altro peso massimo per Mister Gentile. Oggi sento un po' l'assenza di Gennaro. Effettivamente in una gara come questa sarebbe stato molto molto importante come freccia in più nell'arco del tecnico rosanero. Calcio di punizione, va Chinnici. Battuta da rivedere però. La Fiura. Chinnici sbaglia il tocco. Aprile, la Fiura ancora lotta come un leone. Conquista la palla, poi chiama Calì e spazza senza badare allo stile, fa bene. Fa da Faracci che riparte immediatamente con Cernigliaro che prova a prendere il pallone. Calì verso Pisani. Chinnici è l'unico giocatore di movimento dei rosanero a essere in campo dal primo minuto. Pisani 1-2 con la Fiura, Liga. Nel frattempo sta per iniziare. Tanto recupera palla Aprile, dribbling sulla Fiura, lo salta, poi Pisani, rimpallo che favorisce Di Mariano. Nuovamente di ritorno, poi la Fiura viene ancora saltato. Aprile ha un dribbling incredibile perché ogni volta che arriva un avversario riesce a spostare la palla all'ultimo, sempre con la suola, sempre con grande qualità. Pisani tocca Aprile. Chinnici. Pisani, bella giocata, imbucata, sbagliata, poi c'è un tunnel, la Fiura, Franco, e ultimo, infatti Calì dice di non rischiare, dice servire comunque Chinnici, c'è la Fiura, invece da palla di ritorno proprio a Franco. Minuto 20, il pareggio continua a essere il risultato, Liga con la Fiura, chiude sulla diagonale, poi si arrabbia un po' la Fiura, forse non voleva essere lui il marcatore in quel caso. La Fiura su Liga, Pisani con l'esterno, Franco, se parte, veloce, Franco salta l'uomo, Franco, Faracci! Ecco la parata del portiere, ma si è acceso Nazareno Franco. Poi Aprile fa uso duro con il dietro di cara, rischiando un po'. Sarà rimessa laterale. Zona quasi calcio d'angolo, Chinnici finta sul mancino, la Fiura. E Calì.
Frattempo cambio. C'è il Gaetano Catanzaro, giallo per la Fiura. Cerca il problema con la panchina, prendendo ammonito la Fiura. Dentro nuovamente Fiorentino. Adesso vediamo chi sarà il pivot, perché dovrebbe essere Pisani. Tempo Pinnici che fa cenno a Fiorentino di andare a pressare subito su Catanzaro, è fresco. Liga, si complica un po' la vita. Fiorentino c'è davanti Di Mariano. Catanzaro invece è entrato per Aprile. Chiude Di Mariano in diagonale, molto bene. Però adesso è Catanzaro forse a fare il pivot. Adesso vediamo perché si era spostato lateralmente Cernigliaro, ora invece è il contrario. Finnici, Fiorentino, finta, salta all'uomo, mette dentro Di Mariano, molto bravo. Finnici, Pisani, le finte, salta all'uomo, Pisani, Liga. Di Mariano, scivolata sbagliata, poi falcia Franco. No! Ed è giallo per Franco per simulazione. Qualche dubbio, però l'arbitro era molto vicino, più di noi, quindi sicuramente sarà stata la scelta corretta quella del signor Godino. Ma qui non sembrava, però era molto, molto vicino all'azione. Lo stesso Franco non ha protestato più di tanto, quindi credo che fosse corretta la scelta del direttore. È andato dentro Stefano Russo, uno degli attenzionati maggiori, fuori Cernigliaro. Quindi vediamo chi gioca da pivot, perché forse è Di Mariano a fare il pivot, perché vediamo Russo subito laterale. Faraci, palla direttamente verso Calè, era un tiro. Occhio che non vede il cuore che non duole. Dai, ragazzi! Fiorentino, Chinnici, Franco, blocca casomai. E blocca. Pisani per Chinnici in un'insolita posizione da pivot. Nel frattempo sta per entrare anche Farina, che effettivamente non aveva fatto ancora il suo ingresso. Vediamo al posto di chi. Faraci, rinvio lunghissimo, Calè sbaglia, la palla va fuori, non sappiamo di quanto. Poi il gesto di sportività da parte di Di Mariano, che dopo l'errore va anche a dare un batticinque a Calè. Ma il gomito, brutto errore di più lì, perfetto fino a questo momento. Ora un po' da rivedere. Fiorentino salta Di Mariano, Fiorentino, Franco sul secondo palo, ma che palla gli ha dato Fiorentino, non sbaglia, appostato come sempre. Poi risultanza ormai classica, una fotografia, quella di Franco, risultato è di 1-0. Sblocca il risultato dunque alle Toccia. Alle minuto 25 il risultato è sbloccato 1-0, ma che partita bellissima. C'era qua un casino, ragazzi. Deve essere seduti. Raga, Vito! Nel frattempo time out chiamato dalle tecnico ospite. Risultato di 1-0, minuto 25, si è sbloccata la gara, è entrato dentro Farina, fuori Chinnici, quindi è Fiorentino centrale. Piccolo momento di pausa, sono già di 30 secondi. Vediamo come impatterà Farina in campo, lui che arriva da un gol nel match con il Città di Marsala.
Molinaro. Nel frattempo vale la pena anche mostrarvi il pubblico rosanero, sempre meraviglioso in tutto e per tutto. Catanzaro si torna in campo, mancano 4 più recupero, sicuramente 2 minuti perché sono quelli dei 2 time out concessi al signor Godino. Farina va subito a pressare feroce, palla che passa, Fiorentino prende in pieno Farina e poi Franco non rischia nulla, Cali. Invio un po' da rivedere da parte di che credo l'abbia presa prima col sinistro e poi col destro, ma ha fatto una cosa un po' strana. Poi fischio del signor Godino. Con Di Mariano verso Russo, primo pallone toccato, fa il doppio passo con Farina, non si passa. Russo qui rischia tanto, anche un brutto gesto, soprattutto da capitano. Franco si continua, ancora Franco apparecchia, Fiorentino, Faraci respinge. Poi Pisani ruba il pallone ancora una volta, pressione alta, Fiorentino, poi Russo può partire in velocità, c'è Franco, scivolata, Russo può metterla in mezzo, se l'ha buttata solo fuori e poi rimessa laterale. Fiorentino, c'è Farina vicino a lui. Farina, palla molto rischiosa. Pisani, Franco di ritorno, Pisani poteva calciare, Liga lo ha anticipato all'ultimo, proprio sul più bello quando stava per impattare il pallone con la punta. Classica da calcio a cieco, ricordiamo, ma siamo sicuri che lo sapete benissimo. Franco, proprio il tocco di Farina, questa volta ha chiesto un po' troppo, poi palla che passa, Catanzaro aveva preso il tempo leggermente a Fiorentino. Tempo fuori Franco, dentro Di Chiara. Fiorentino, Farina e poi Fiorentino. Ha battuto al 4, dice Di Chiara. Liga si inserisce, poi ritorno, sbaglia Pisani, Liga ancora dentro per Di Mariano. Palla fuori, ma queste occasioni non si devono concedere. E lo sa mister Gentile, Fiorentino nel dribbling. Poi lo scontro con Catanzaro, tutto ok. Liga. Non lo fai ragionare, Catanzaro ha fatto un gancio bello perché in quel modo, impattando la palla col sinistro, l'ha un po' smorzata, se l'era praticamente già messa per calciare. Poi 1-2 bellissimo Di Mariano e sbaglia clamorosamente invece dall'altra parte Catanzaro, ma adesso le occasioni sono tante, troppe per l'Otro San Vincenzo. Deve rivedere qualcosa il Palermo, forse manca Lorenzo Chinnici, questa potrebbe essere un po' la prima disamina. Farina, Fiorentino, però insomma anche a Chinnici serve un po' di riposo alla luce dei suoi 36 anni. Di Chiara per Pisani, provano il gancio complicato, minuto 29 e 34 secondi, dunque mancano 30 secondi più recupero, presumibilmente 2 minuti. Fiorentino, Farina, Di Chiara, palla verso Pisani, la mette giù, di ritorno ancora sul Farina, anticipo di Catanzaro deciso. In Liga, destro-sinistro, fallo di Farina. Quarto fallo. Russo. Liga. Salta nettamente Pisani, un po' in difficoltà Liga, che palla ancora, mette dentro, palla sul secondo palo e non arriva ancora una volta ad un facile tap-in. Catanzaro, qualcosa non funziona lì davanti oggi. Tanto dentro la Fiora, fuori Pisani, questo è il cambio di mister Gentile, gli ultimi istanti di partita. La Fiora, la tiene lui, la Fiora, bella giocata qui, danza sul pallone capitano, la Fiora ancora avanza, la Fiora! La Fiora! Cosa ha combinato? Vedo la Fiora! Prima una magia, poi la punta, dove non può arrivare Faraggi, l'abbraccio
calcio con tutti, che gol! Vedo la Fiora intramontabile! Gol meraviglioso, capolavoro di La Fiora, che fa vedere che nonostante l'età avanzi è soltanto, e dico soltanto, un dato numerico, perché lui continua a fare queste giocate intanto dentro per Calè. Un grande miracolo sul tocco di Russo che per poco lo beffava. Liga allo spazio, apparecchia Catanzaro, Liga ancora, tocco con l'esterno, poi dichiara un flipper con La Fiora, aveva anche toccato la palla con il volto. E infatti dice Dito di gara subito per maneggio corretto la scelta. L'abbiamo detto anche alcune partite fa, quando si tratta della faccia, volto, qualsiasi azione essa sia, va fermata immediatamente. Le regole sono chiare, signor Godino lo ha fatto rispettare in maniera corretta. Sembra forse un cambio, perché Calì dice cambio, vediamo. Dice deve uscire perché il regolamento dice questo. E anche ammonito La Fiora, quindi dentro nicchia. Liga si rimane in attacco per i biancoazzurri. Liga cerca uno spiraglio, lo trova adesso Di Mariano, finta su nicchia che va sulla pressione, poi Catanzaro salta Fiorentino, Catanzaro Calè sul primo palo. Il laterale per il rosanero, palla era già fuori, dunque Nicchia si gira bene su Di Mariano, scivolata Di Mariano, della giocata c'è in mezzo Liga, può metterla adesso Liga, che dice? Come sempre salva il gol sulla linea, una costante. Nel frattempo Farina con Liga, qualcosa di giallo anche per Farina, giallo anche per Liga. Ma perché? E dai! È il quarto giallo per il Lo so che ha fatto bene, ma non ne abbiamo bisogno. Minuto 33, siamo già oltre i minuti regolamentari, con al netto anche dei time out concessi. Anche un altro minuto in realtà, quindi c'era stata, forse erano 3, non 2. Poi sbaglia Di Mariano il tocco. Buona raga, dai, Sì, dai! primo tempo, dunque non era un minuto quello che mancava, non abbiamo capito cosa fosse quel minuto. Nel frattempo noi, come sempre, vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo qui, in esclusiva su Sportissimi, il secondo tempo della sfida. Rimanete qui, a dopo! All'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore, grande prestazione e gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. È da quando ho preso questa squadra che tutti mi prendevano per pazzo, perché mi davano per spacciato. Di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte. Sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana. E se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato, che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e lo si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo. All'allenatore dell'oratorio marineo Bister Bernardo,
I suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefalù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a utilizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2-3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, ne abbiamo avuta un'altra nel primo tempo, altre due lì ne abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare. E adesso per l'Oratorio Marineo due partite molto importanti che potranno decidere l'esito di questa stagione. Sì, ma noi siamo consapevoli che queste ultime 4 partite per noi erano 4 finali. E le prime 2 le abbiamo affrontate, una vincendola, una purtroppo perdendo. Adesso ci indirizziamo sulla prossima che è Castellammare e poi avremo l'ultima col Castellammare. L'espulsione che è venuta da una protesta giustissima, perché diciamo, c'è un fallo netto sulla linea, però l'arbitro ha deciso così, va bene così, ci prendiamo la prestazione che oggi è stata di una grandissima squadra, matura sotto tutti i punti di vista, una squadra che veramente mi ha fatto divertire, posso dire che ha messo sotto la prima della classe, la squadra che ha vinto il campionato, e sono orgoglioso di questo. I ragazzi hanno dato tutto, merito all'Atletic che ha vinto la partita, perché sapevamo che come ci potevano punire, l'azione è venuta da un fallo laterale, quindi il rammarico è questo, perché sapevamo come dovevamo giocare e onestamente i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, però ripeto, onore ai vincitori. Ci siamo divertiti parecchio, abbiamo lavorato tanto e adesso ci sono le ultime 2 partite e poi si chiuderanno i giochi per quest'anno. Con lo spirito con la quale abbiamo affrontato oggi la partita contro l'Atletic, con lo spirito di onorare questo campionato, perché è giusto così, e niente, quindi adesso testa a Castelbuono. Andiamo ad affrontare un avversario che ha bisogno di punti per uscire dalla lotta ai playout, è un avversario che gioca benissimo, un grande allenatore, è una squadra che gioca bene e prepareremo nel migliore dei modi anche questa partita, cercando appunto di andare a fare la nostra.
Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa sfida bellissima tra Palermo Futsal Club e Ortolo San Vincenzo. Squadre già in campo, vediamo anche i quintetti scelti dai due tecnici. Con la Fiura, Fiorentino, Chinnici, Calì e Di Chiara. Totto invece Catanzaro, Cernigliaro, Aprile e Di Mariano con tra i pali Faraci. Queste dunque le scelte dei due allenatori che ripartono con questi due quintetti. 2-0 il risultato, perché si fosse in questo istante, ma siamo sicuri che non solo seguire le fine delle prime battute, ma comunque lo vedete anche benissimo sullo scoreboard. Catanzaro, bella palla, Cernigliaro, Aprile, vuole spazio, cambia tutto perché Di Mariano è solo, punta Di Chiara, va sul mancino, lo stesso Di Chiara è molto bravo qui ad avere il pallone, esce in pressione la Fiura. Va bene, va bene, va bene. Poi Aprile, Prendi la palla, oh! una giocata un po' difficile. Di Chiara, Chinnici alza il pallone, che palla per Di Chiara, la mette giù con il petto, non era facile, la Fiura sbaglia perché ne ha due davanti. Poi la Fiura ancora, fallo. Fiora è anche già ammonito, quindi deve stare attento. Di Mariano, Cernigliaro cerca di scappare sulla fascia, Di Chiara non è d'accordo con lui, Chinnici rischia un dribbling, poi se ne concede per un altro per smorzare un po' la tensione. La Fiura, Di Chiara, palla di ritorno, vede molto bene invece Aprile, sempre puntuale con le lunghe leve. Di Chiara tocca la palla, ma la palla ancora non è uscita. Ancora Aprile, fa calciare, Calli respinge, Faraci avanza, cerca la conclusione, fuori. I compagni non erano d'accordissimo con questa proposta da parte del giovane portiere. Fiorentino, lungo linea verso la Fiura che può riservirlo, ci prova, ma sbaglia tutto. Si riparte con Gaetano Catanzaro, che veloce, prova a scambiare con Di Mariano. Di Chiara mette la gamba, poi mette anche Fiorentino, che oggi deve dare una grossa mano in fase difensiva. Per lui un assist in questo pomeriggio sul gol di Franco. La sua, la magia che poi ha permesso a Franco proprio di impattare il pallone da due passi, scivolato. Fiorentino, tocco sulla Fiura, il capitano la tiene lì. Chinnici, con il cervello della squadra, mette palla, seconda palla, Fiorentino, palo, rimane Fiorentino ancora, e Faraci la blocca addirittura. Il brutto errore di Fiorentino, ma che palla di Chinnici. Fiorentino per Di Chiara, sbaglia il passaggio, poi Aprile, ancora Di Chiara gliela ruba, o forse subisce fallo, no, si continua, Aprile ancora, Fiorentino, Calli blocca. Chinnici avanza, c'è Di Chiara a largo, solo che può puntare la porta. Di Chiara rientra sul destro, può farlo, vediamo Di Chiara, bravissimo qui Catanzaro, poi soppica, chiede anche il cambio Di Chiara. Si continua, Fiorentino cerca, prende sul pallone, poi la Fiura, ancora una volta Fiorentino chiude su Di Mariano, dentro Franco, fuori Di Chiara, poi Di Mariano si accontenta della rimessa. Il tempo si alza la panchina su Gianne. Di Mariano è lui centrale per ora. Aprile, mette dentro Calè, risponde spaccata. Ancora una volta bell'intervento. E insomma Tre San Vincenzo è anche il miglior attacco di questo campionato, ed effettivamente lo sta dimostrando anche quest'oggi con tanti tiri. Palla dentro, Chinnici mette il piede
proprio quando stava quasi per impattare Catanzaro, che infatti gira il pallone adesso contro Chinnici, se la porta sul fondo un po' troppo. Fuori Di Mariano, dentro Russo, fuori anche Fiorentino, dentro Sujan. E solo, tanto campo davanti Ali Sujan, il numero 8. Chinnici prova a servirlo, sbaglia però, perché Cernigliaro lo anticipa nettamente, poi palla sulla verticale, può mettere dentro ancora questa palla, interessante, Catanzaro la tocca Caliso al primo palo e dopo si rimane sempre sullo 2-0 e calcia Russo male. Arrivano i fumogeni anche da parte delle Rotary San Vincenzo blu, chiaramente. Sujan, Russo in anticipo, poi Aprile, si fa vedere Cernigliaro, palla lunga verso Catanzaro, Sujan scorta. Anche Pisani pronto ad entrare, forse per la fila. Sbaglia Sujan e poi Chinnici scivola sul pallone nettamente. Adesso un po' in difficoltà Sujan, poi Franco cerca di scappare, poi la Fiora deve ancora Franco, palla che rimane ancora lì. C'è un'altra occasione per la Fiora che va con il destro anziché andare con il sinistro. Poi Russo, doppio passo con Chinnici che mette il piede giusto. Occhio centro! Aprile molto largo, prova una conclusione, viene murata però da Franco. C'era anche la Fiora a dare fastidio. Intanto stanno per entrare Russo, andiamo al posto di chi? Perché lui gioca come centrale, quindi potrebbe uscire forse un laterale con Russo invece Stefano, andare sull'esterno. Vediamo. Saltato su Gian, palla larga ancora, Russo non la controlla, non è positiva, dà subito palla a Calè perché non vuole fare perdere tempo, dentro Pisani, fuori la Fiora. Sujan sbaglia il passaggio, anticipo ancora di Cernigliaro. Sujan va a mettere una pezza come può, ci riesce. Poi Catanzaro si rimane in attacco per l'oratorio, conclusione da fuori. Cali ringrazia, blocca e fa anche un sospiro di sollievo. Pisani 1 contro 1 con Aprile, vediamo se lo salta, questo è triplicato, cerca di seguire il compagno. Franco si ferma, sterzata, apertura su Gian, azione insistita dei rosanero che non hanno fretta di calciare, lo fa adesso Chinnici sul secondo palo. C'era Franco ancora una volta ben appostato, ma poi parte velocità Cernigliaro, fermato ancora una volta, guarda caso, ha tirato un nome a indovinare, Chinnici. Poi Chinnici, poi butta qui la botta di Catanzaro, mette ancora dentro flipper e poi nessuno a calciare verso la porta. Su Gian lo fa adesso, lo prende in pieno un calciatore del San Vincenzo che quindi fa ripartire la squadra con palla dentro di Catanzaro. Pisani dopo il tocco di Chinnici, poi un rischio perché Pisani se la porta fuori. Dentro Russo, Vincenzo Russo, Catanzaro, si crea l'occasione. Stefano Russo, Calì ancora, perfetto in spaccata. Poi Catanzaro, Pisani mette nuovamente la gamba. Si chiedeva un tocco da parte dei biancazzurri, non c'è nulla però. Cernigliaro, Russo. Palla dentro su John, la palla che rimane lì, poi scivolata riesce a fare un miracolo. Franco prova a passare ma non ci riesce, Pisani. Poi Catanzaro, bella giocata, Catanzaro mette dentro Pisani, allontana come può. Ma insomma sta flirtando con il gol e la Rotary San Vincenzo è nell'aria. Tempo Fiorentino è pronto a rientrare in campo, vediamo al posto di chi? Cernigliaro, Catanzaro, palla sull'esterno, brividi ancora. Fuori su John, dentro Fiorentino e anche già ammonito. Calì troppo lungo, Pisani non riesce ad agganciare, Russo lo fa, serve compagno sempre Russo, sono Vincenzo e Stefano Russo. Ora è Stefano sul pallone, salta nettamente Fiorentino, mette dentro Calì in spaccata con il giro come rouletta di Fiorentino, non ce la si continua. Russo e 2-1, la riaperta la Rotary San Vincenzo con il gol del proprio capitano Stefano Russo. Vediamo se Rosanero accuseranno il colpo o se invece
voce, risponderanno a gran voce. Tanto protesta in panchina, però non vedo perché. Va Pisani a battere verso Chinnici, in ginocchio Calì, alla lunga, adesso stava attaccando tanto l'oratore, gol è meritatissimo effettivamente. Pisani fa sportato in mezzo a due, Pisani nasconde la palla, rischia tanto, Chinnici sulla pressione di Cernigliaro, prende anche sul volto. Fiorentino allunga la palla, Pisani, Fiorentino ancora, Fiorentino in mezzo a due, che è trattenuto anche vistosamente. Non c'è nulla però, poi Russo e ancora Chinnici in anticipo. Russo cerca l'imbucata, Fiorentino anticipa pure Calì. C'è spazio per Stefano Russo che apre bene da Cernigliaro, Pisani non si fa saltare, poi voleva il fallo, non c'è nulla. Franco 2 contro 2, Franco punta all'uomo, Franco va sul destro, scivola, Franco dentro Pisani! Antonio Pisani non sbaglia da 2 passi, ma che palla di Nazareno Franco che non segna, fa assist, insomma è sempre importantissimo l'esultanza di Pisani davanti alla fidanzata. Risultato di 3-1, adesso Russo, palla imbucata dentro, la controlla Calè, che cosa ha preso? Che parata di Peppe Calè qui, la posizione praticamente quasi fatta, la botta centrale fortissima di Russo e Calè fa un miracolo, Russo ancora, Russo, Fiorentino è scivolata, ma adesso veramente la partita non ha un secondo di pausa. Pisani, Chinnici, apertura per Franco, che palla di Chinnici, ecco Pisani, Faraci la prova con la punta, forse con l'interno sarebbe stata una soluzione migliore per il numero 12 che sfida l'altro numero 12. Ok che conta! Poi Chinnici, Faraci, poi Franco ancora, rimane lì Chinnici ancora, poi Pisani, chiuso da Russo, l'ultimo tocco però è del 12 rosanero, anzi no, è del 29 biancazzurro. Pisani chiama uno schema, mette dentro, palla di battuta, può ripartire Catanzaro con la velocità sulla posizione di Liga, ritorna in campo adesso, Catanzaro verso l'interno, bello il movimento di Liga, poi Russo lega ancora, Pisani, la palla rimane lì e Fiorentino leva le castagne dal fuoco, però Pisani ha fatto un miracolo perché qui il suo recupero è stato provvidenziale. Poi palla quasi verso di noi, oggi è la seconda volta, insomma. Nel frattempo la palla Russo entra in campo nel frattempo la Fiura, posto di Pisani che ha fatto gol, è uscito forse anche per riprendere un po' di fiato, lui che effettivamente fa il doppio ruolo, pivot laterale. Liga si dimentica il pallone per un istante, gran bel giocatore Liga, classe 2006, forse il miglior under in categoria, potremmo dire di sì. Anche Russo però chiaramente un anno di più, però anche lui è un grandissimo giocatore. Sono tanti gli under del San Vincenzo veramente molto forti. Se non prende il pallone, ricordiamo la San Vincenzo è una squadra prettamente di under, c'è qualche over ma sono tutti gli under quelli che in realtà giocano più minutaggio e nonostante tutto sono comunque al terzo posto in classifica, insomma campionato eccezionale di questi giovani che sono il futuro di questo sport. Catanzaro mette dentro, Chinnici invece da veterano. Russo
Russo vuole calciare, ribattuto da Capitan Lafiore, dunque calcio d'angolo, minuto 44, siamo ormai a metà della seconda frazione, dunque manca soltanto l'altra metà. Russo con il sinistro, mura Fiorentino, poi Liga, danza sul pallone, Fiorentina ancora una volta a dare fastidio, palla che rimbalza e Russo la fa sua, salta pure la Fiora che è anche ammonito, Franco con il fisico e poi qui rischia ancora Russo con Franco che infatti dice non ho fatto nulla. Uomo! Fiorentino, dribbling su Liga, è veloce Fiorentino, sterzata, poi col fisico Liga, fallo del fallo, level forze, fallo di Liga. Anche già ammonito. Abbiamo deciso di tirare! Non tirare a Muzzo, stai! Quindi ci batte subito per Franco, però il gioco era Franco. È il terzo fascio, no? Pallarbe, Gio, occhio da Pallarbe. Ma Chinnici calcia verso la porta, Paraci blocca, non c'erano molte soluzioni da proporre. Fiore! Centro, seguilo centro! Catanzaro, ma Chinnici ritorna come sempre puntualissimo. Liga avanza, Liga con il destro murato dalla Fiora, sempre un grande lavoro anche in fase di difesa. Liga nuovamente, cerca la conclusione forte, però sul secondo palo era presente Russo e lì sarebbero stati guai e dolori. Federico dovrebbe entrare tra poco. Federico Russo si lamenta con il signor Godino, però non capiamo il motivo. Fiorentino, palla lunga per Russo che anticipa la Fiora, poi Franco mette il piede. Fallo indiretto. Franco, Non aspettiamo più nessuno! Chinnici, Fiorentino, il dribbling tentato, Franco riesce a salvare questo pallone che era quasi destinato fuori, 1-2 con la Fiora, non funziona. Seguilo centro! Liga, servita ancora verso Rosso, anzi chiedo scusa, era Catanzaro a servire Russo. Liga adesso la controlla, se la porta a lui verso il destro, lui che ha un tiro veramente molto importante. Russo controlla col mancino, smorza, poi col destro, apre verso Catanzaro. Russo, non ci sono spazi, se lo vogliono creare i ragazzi di Mister Cicero. Liga mette dentro! È quasi un mix tra una conclusione di calcio 11 e calcio 5 qui, perché al secondo palo come calcio 5 ma alta come calcio 11 e mancava soltanto la testa di Catanzaro per spingere in porta, era molto complicato. Di Chiara è fresco dentro adesso, rientra Di Chiara, taglia il campo, apre verso la Fiora, Paraci, aveva tempo Di Chiara al posto di Franco, questo è il cambio. Fuori Catanzaro, dentro Di Mariano. Gira, Chinnici, mette a dura prova l'arbitro con il conteggio. Poi Fiorentino, taglia al centro, scivola la Fiora, che non può prendere il pallone. Oggi la Fiora sta giocando praticamente quasi laterale, un laterale aggiunto. Poi qui salta nettamente Russo e fallo giallo per Fiorentino, giusto? A chiedere scusa. Minuto 49 di gioco, mancano 11 minuti, poi sarà recupero. Calcio di punizione, andrà Liga che come abbiamo già detto ha un destro molto interessante. Attenzione anche alla posizione però di Russo che lo vediamo a rimorchio, quasi come se in questo momento si stesse disinteressando sul pallone, chissà che non sia una tattica da parte sua per non farsi marcare e poi magari arrivare lui alla conclusione, vedremo. Ma Liga forte, Chinnici la tocca però. C'è qualche problema dentro la Diore, non ci siamo accorti sul motivo, forse Di Chiara
e Di Mariano, qualche problema tra i due, questo è sicuro. Giochiamo, signore! Andrà Liga, che forse ha guadagnato anche qualche posizione. Liga! Respinge Di Chiara, poi calcia anche Russo. Palla fuori, non di molto. Chinnici, palla alta, la Fiora la controlla col petto, ma molto difficile. Sotto lo sguardo di Peppe Velardi e di Giuseppe Bartolotta, che sono lì a guardare la partita, con anche il servizio d'ordine. La Fiora, Fiorentino. Si gioca un tocco adesso di Chiara. Chinnici, aggancio felpato, va verso il centro, è veloce Chinnici, salta anche l'uomo. Chinnici che è giocatore, poi forse conclude verso la porta, la finta ancora. Chinnici, salta tutti, Chinnici, e poi da terra Russo. Ma che magia di Lorenzo Chinnici. Uomo, Fiore! Fiorentino alza la palla, Chinnici, l'anticipo di Russo. Siamo su, Calila tiene lì, poi spazza Fiorentino, Liga, travolge Fiorentino. Il calcio di punizione. Volante qui Fiorentino, effettivamente sono travolto. Ci sono sia Chinnici che Fiorentino sul pallone, vediamo. Minuto 51, mancano 9 minuti. Forse uno schema proprio per Fiorentino che riceve adesso l'aggancia. Fiorentino, Russo, respinge, palla in rimessa laterale, forse no, calcio d'angolo, no, rimessa. Chiara parte dal basso con la Fiora e Fiorentino. Chinnici. Ecco Fiorentino. Il dribbling sbagliato Di Mariano. Ruba la palla Di Mariano. Ancora palla lì verso Liga. Che non riesce a calciare poi Fiorentino. Non c'è nulla. E sarà dunque rimessa al fondo con Calì. Chinnici. Palla sbagliata verso Di Chiara. Forse il primo errore da parte del 10. Russo. Russo ancora, l'altro verso Liga, per affondare il tackle Fiorentino, anche ammonito, insomma un po' rischia, era ammonito anche la Fiora, fa tempo. Ricordiamo tra quelli in campo. Poi calcia Di Mariano e Calì mette i guantoni, ma sembrava potesse essere fuori questa palla. Ricordiamo anche la munizione per Sujan e Farin nei rosanenti. Venuta corta dietro, Liga, calcia con potenza, non trova la porta, ma questione veramente di pochissimo. Si era coordinato in un istante. Che giocatore comunque Liga. Dentro Pisani, fuori la Fiora. Sotto il gol del 3-1 Antonio Pisani. Di Chiara verso Fiorentino, Chinnici si allarga ancora Di Chiara. Chinnici va invece da Pisani. Rischia tanto, infatti Di Mariano ruba la palla, poi Chinnici mette l'ennesima pezza della sua partita. Che giocatore Lorenzo Chinnici. Russo e poi Di Chiara, l'ultimo tocco è biancazzurro. Si lamenta il capitano degli ospiti, però sembrava effettivamente così. Fiorentino punta all'uomo, va sul destro, se l'è creata Fiorentino, Liga, Super Liga. Adesso riparte da solo in estrapotenza fisica, Liga, Calè, e poi ancora il gol di Di Mariano che non la sbaglia, fa 3-2. Ci crede la cosa a Vincenzo e non può che farlo. Calì aveva fatto l'ennesimo miracolo della sua partita, però sulla respinta era solissimo Di Mariano. Di Chiara, Pisani, Russo lo contiene. Poi il raddoppio mister Gentile, intanto entra in campo anche Franco per Fiorentino, poi calcia Russo ancora Calì,
e Chinnici riesce a salvare tutto nuovamente. Di Chiara, Pisani la tiene lui, serve Di Chiara, preso in controtempo, Chinnici che addormenta l'oratorio, poi il dribbling su Di Mariano, va a fare fallo, non riesce, Di Mariano ancora, si allargano, adesso è veramente questione di episodi. Liga può calciare Rosso, mezzo al secondo palo, questa è una palla bellissima di Rosso. Palla in rimessa laterale, dunque minuto 55, mancano 5 minuti, ma credo che saranno 5 minuti di fuoco, un po' come i fumogeni che oggi vediamo. Chinnici allunga il campo, Pisani non riesce, poi Russo con Di Chiara che porta fuori direttamente. Di Chiara, Franco, poi Pisani e fallo di Pisani. Come sto giù Pisani? Contro Catanzaro. Nel frattempo Liga non so perché si scende dal campo. Esce dal campo Liga, però non abbiamo capito il motivo. Un cambio, questo è chiaro, però stava uscendo addirittura dalla porticina gialla, quella che chiaramente porta direttamente degli spogliatoi. Palla dentro ancora per Rosso! E 3-3, esplode in doccia il pareggio dei biancazzurri, troppo solo e non se lo fa ripetere 2 volte. 3-3. Vediamo come si metteranno i rosanero, che oggi hanno veramente il risultato contato, potremmo dire, perché oggi soltanto un risultato per vincere il campionato ed ecco della vittoria. Entra in campo Fiorentino, fuori Chinnici intanto. Mancano 3 minuti, 3-3 il risultato, c'è tutta una partita. I ragazzi biancazzurri non mollano mai, ma questo lo sapevamo. Fiorentino. Di Chiara, scivola Fiorentino, la Fiura. Bene qui il suo lavoro, poi contrasta, riparte a 1000 Catanzaro con Fiorentino. Catanzaro va giù. Non c'è nulla. Perché lì verso la Fiura. Fiorentino. E lui centrale adesso, Franco. Contro Russo, veloce, Franco, Rosso, chiude tutto, poi Russo, qualche secondo, ho calciato fuori, ci prova con la punta, Di Mariano, Russo ancora, Di Mariano, salta Nonzi, la Fiura si riparte. La Fiora caccia con la punta, Russo ancora si frappone con la palla il portiere e quindi rimessa laterale. Alla Fiora battuta verso Fiorentino, Di Chiara, Fiorentino ancora per di Catanzaro, Franco con il Russo che si avvicina a lui. La Fiura, Di Chiara, bel dribbling su Russo, poi la Fiura, Fiorentino e calcia da fuori, tiro un po' a rivedere, poi il dribbling ancora si autolancia Russo e 3-4 e adesso si mette veramente malissimo per il rosanero. Una rimonta incredibile da parte dell'Otro San Vincenzo, sotto di 2 gol, ha fatto anche questo, Russo spettacolare. E qui forse siamo anche vicini alla prima sconfitta in questo campo per il rosanero. Si tenta il tutto per tutto con la Fiora a fare il quinto di movimento.
ci sono pure crampi forse. Siamo al minuto 59, però qualcosa dovrà recuperare di rimanere giù. Vediamo perché deve sedersi in panchina. E dunque dichiara Chinnici, Fiorentino, Franco e La Fiura, quest'ultimo dentro il movimento. Fiorentino, La Fiura. Fiorentino gira veloce la palla, adesso da Chinnici. Fiorentino, La Fiura. Nessuno prende la responsabilità di calciare, si cerca un buco. Poi La Fiura, palla fuori. Sono 2 minuti. Adesso abbiamo anche una nuova capolista che è Pioppo Futsal, che ha superato i rosanero. Invece ancora il pallone della Fiora e portiere ancora. Chinnici apre verso Fiorentino che non calcia, serve adesso Chinnici, il palo. Adesso anche tanta sfortuna però. Questo è il Pioppo è avanti di 2 punti rispetto ai rosanero. Nemmeno il pareggio chiaramente permetterebbe ai rosanero ancora di essere al primo posto. Franco lotta con tutti i mezzi a sua disposizione. La Fiura, Fiorentino, Chinnici cerca un dribbling, lotta, poi forse la chiude. Occhio Fiore, scivola Fiorentino, tacco rischiando tanto e Di Mariano invece sbaglia sotto porta. Poteva chiuderla però Fiorentino che questo un po' troppo. Mancano 40 secondi, ha detto il direttore di gara. Fiorentino, Franco, la carezza e calcia, viene murato, poi ancora una volta Russo, la palla va fuori. C'è ancora tempo per giocare però. Dichiara. Chinnici sbaglia il tocco anche lui, poi Di Mariano, Chinnici la tocca, la tiene lì. La Fiora, ultima azione della partita. Fiorentino apparecchia per Franco e ancora una grandissima parata e salva il risultato e probabilmente blinda anche questa vittoria. Poi sbaglia e va bene così, finisce la partita, vince Donatoro San Vincenzo, vince con il risultato di 3-4 contro il Palermo Futsal Club che dunque perde la vetta della classifica e lascia il posto al Pioppo Futsal. Un risultato di 3-4 che stava andando al meglio per il rosanero con il 3-1, poi la rimonta incredibile da parte dei biancazzurri che hanno fatto un colpo impressionante qui sul campo della capolista, almeno fino a questo pomeriggio, vincendo e anche permettendo ai rosanero di perdere l'imbattibilità. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo, qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio ancora, alla prossima.